Il segretario Ugo Aggiollo dello SPCGIL del Veneto, cari telespettatori, è qui con noi per illustrarci in sintesi le cosiddette case della comunità che dovrebbero risolvere i nostri problemi sociosanitari, dove sono, cosa sono e quando è che entrano in funzione. Le case della comunità dovrebbero essere quel punto fondamentale della medicina nel territorio in cui le persone, specialmente le persone fragili, le persone con le cronicità, ma in termini più generali i cittadini, trovano una risposta immediatamente vicino a loro. Dovrebbero avere al proprio interno una serie di servizi che vanno dai medici di medicina generale, oltre ai pediatri di libera scelta, ai medici specialisti, al servizio infermieristico e ai servizi di diagnostica di base. Erano previsti in particolare con i fondi del PNRR, ne erano previsti 95, anzi poi diventati 99 in Veneto. Il PNRR scade il 30 di giugno, il dato che abbiamo noi è che siamo estremamente in ritardo rispetto a questo, nel senso che a fronte dei numeri che dicevo prima sono oramai completate con i servizi all'interno 4 case della comunità in tutto il Veneto, quindi siamo lontanissimi dal centinaio che ne era previsto. Gli altri stanno faticosamente arrivando, ma l'altro grande tema è che noi vorremmo mettere in evidenza è che se al 30 giugno vi è la scadenza per quanto riguarda i muri, poi c'è il problema di completarle, di trovare ai cittadini i servizi all'interno, e su questo siamo in difficoltà perché mancano i medici di medicina generale e tra l'altro non c'è ancora l'accordo né a livello nazionale né a livello regionale per quanto riguarda la loro presenza presso le case della comunità. E non c'è... Mancano i medici in quanto tale, mancano le figure infermieristiche. Ricordo che secondo quanto detto dalla Regione stessa siamo a meno 3.500 infermieri, mancano gli OSS, mancano le altre professioni sanitarie e quindi quello che rischiamo di avere è che una parte importante per quanto riguarda le risposte rimanga sulla carta. I cittadini non abbiano risposte. A meno che non commutino praticamente velocemente le strutture che sono esistenti. Sì, ma noi non vorremmo esattamente questo, perché le case della comunità dovrebbero essere delle strutture vere, nuove, in cui i cittadini trovano la risposta che devono avere. Si va lì, sanitario o sociale, in un modo o nell'altro la risposta dovrebbero essere aperte 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Quelle più grandi, hub, e poi quelle più piccole, SPOC, un po' meno, però sempre dare delle risposte. Anche questo è un problema in Veneto perché le hub ci sono, almeno individuate, le SPOC ancora no. Perfetto. Grazie segretario, grazie a voi di averci seguito, a presto.